Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Catania, arresto un giallo alla morte di una donna trovata tra i rifiuti in un edificio abbandonato in via Cristoforo Colombo. Evidenti segni di violenza sul corpo, non si esclude la pista dell'omicidio. Sigonella, obiettivo sensibile dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma dalla base l'allerta non cambia, solo un avviso di restare vigili rivolto ai cittadini americani. Aniscemi arretra, la zona rossa e circa 700 sfollati rientrano nelle proprie case a un mese di distanza dalla frana. Atteso per oggi un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per le acque. Frustate, calci e pugni per costringerlo ad abbandonare la propria casa popolare allo Zen di Palermo. La vittima è un cittadino di origini cingalesi che denuncia il racket degli alloggi. Calcio, il Palermo continua a inseguire il sogno promozione in Serie A, ma Inzaghi teme i cali di tensione dopo 14 risultati utili consecutivi. Rosanero impegnati sul campo del Pescara, fanalino di coda in classifica. In Serie C, Catania in campo a Salerno per la prima delle due trasferte che possono segnare la stagione dei rossoazzurri. La partita trasmessa in diretta su Telecolor. Il Siracusa sfida in casa la Casertana. Trapani sconfitto per 2-0 nell'anticipo contro l'Atalanta Under 23. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con il giallo a Catania, una 35enne di origine romena, trovata morta in un edificio abbandonato nei pressi del porto. Sul corpo, notato da alcuni passanti, evidenti segni di violenza e ferite di armi da taglio. Si indaga nel mondo della prostituzione e della droga. Il servizio di Tonino De Mana. Carnagione chiara, capelli neri e lunghi, pochi vestiti addosso, sul corpo segni di percosse e ferite d'arma da taglio. Una donna di 35 anni romena è stata trovata senza vita in questo edificio che in passato ospitava l'ex consorzio agrario. Siamo in via Cristoforo Colombo, a pochi metri dal porto di Catania, dove ieri una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme. A chiamare sono stati alcuni residenti di via Aretusa che tra rifiuti, indumenti abbandonati, pezzi di auto e pneumatici avevano visto la sagoma di una persona ed in particolare una gamba fuoriuscire tra copertoni d'auto e materassi in disuso. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, forse avvenuto qualche giorno prima. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, mentre il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Si indaga per omicidio. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sul mondo della prostituzione e del crack. La salma, su disposizione del magistrato di turno Liliana Todaro, è stata sequestrata in vista dell'autopsia che sarà effettuata tra martedì e mercoledì. Nel frattempo alcuni extracomunitari e residenti della zona sono stati ascoltati per cercare di ricostruire le ultime ore della 35enne romena. E restiamo sempre nel catanese perché a Sigonella, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la base militare lancia un avviso proprio ai militari e alle loro famiglie con l'invito a restare prudenti e vigili ovunque si trovino. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Rimanete vigili. Non sono lontani dalla Sicilia gli echi delle bombe, così come il pericolo che può derivare dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Da Catania la base militare americana NAS di Sigonella ha diffuso un avviso di sicurezza rivolto al proprio personale e alle famiglie, ovunque si trovino nel nostro territorio. Attraverso i canali social ufficiali il comando invita a mantenere un atteggiamento prudente. Vi ricordiamo di rimanere vigili. Anche se al momento non ci sono minacce specifiche e credibili, la vicinanza resta fondamentale per la vostra sicurezza. Al momento il livello di allerta Alfa Plus all'interno della struttura militare siciliana è rimasto invariato e non ha subito alcun innalzamento. È il livello che indica minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche ed è così da tempo. Ma i militari e i loro familiari sono invitati a mantenere un basso profilo, a guardarsi attorno, a usare cautela in presenza di grandi raduni inaspettati, essere prudenti nelle attività quotidiane. Per garantire una comunicazione tempestiva, la base consiglia di abilitare le notifiche sul sistema di emergenza TOC, seguire le pagine sociali ufficiali Facebook e Instagram di Nassig e applicare la regola del se vedi qualcosa di sospetto, segnalalo.
L'avviso si conclude ricordando 2 contatti telefonici, uno per un eventuale intervento non in emergenza e uno dedicato invece all'emergenza, e poi si conclude con Stay safe, tradotto in italiano stai al sicuro, riguardati. Superficiale pensare che la guerra è lontana. La Sicilia e tutto il Mediterraneo sono strategici nei conflitti in Medio Oriente. In mare ci sono già navi americane dispiegate e a Sigonella ci sono i droni da ricognizione come i Global Hawk. In un mondo globalizzato tutto ci riguarda. E adesso andiamo a Niscemi, via le transenne, tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case evacuate dopo un mese di paura. Proprio Niscemi prova a ritrovare la normalità tra sollievo e polemiche e anche i monitoraggi costanti sulla frana. Il servizio di Gerry Italia. Sono bastati pochi minuti perché Niscemi cambiasse volto. Alle 19 in punto di sabato, con la rimozione della prima transenne in via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, la città ha ricominciato a respirare. I cittadini sono tornati a passeggiare, trasformando la riapertura in un momento collettivo di liberazione e di rinascita. Tolte anche le barriere nel rione Sante Croci fino al limite dell'area di protezione. Resta invece interdetta la zona più esposta al rischio, quella entro 100 metri dal ciglio della frana, dove la vigilanza continua senza sosta. Liberata anche piazza Vittorio Emanuele, per settimane cuore operativo dell'emergenza, con il presidio permanente dei vigili del fuoco. Un altro segnale di ritorno alla normalità dopo giorni segnati da paura e incertezza. Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Da oggi iniziano anche i primi rientri nelle abitazioni. Circa 500 persone costrette a scappare via domenica 26 gennaio tornano finalmente a casa. Una coincidenza che colpisce esattamente un mese dopo, domenica 1 marzo, segna l'inizio della ripartenza. Nelle case non c'è ancora il metano, che verrà riattivato oggi, e poi c'è da sistemare gli ambienti rimasti chiusi per oltre 30 giorni, recuperare gli effetti personali e provare finalmente a rimettere insieme la quotidianità. Ma la riapertura porta con sé anche qualche polemica. In diversi casi l'uscita o meno dalla zona rossa è dipesa da pochi centimetri, confini sottilissimi che dividono abitazioni e attività commerciali, alimentando malcontento e proteste. I tecnici però assicurano: la nuova perimetrazione è frutto di settimane di monitoraggi continui, rilievi satellitari e controlli sul campo. La Protezione Civile regionale esclude movimenti recenti nell'area riaperta, ma i controlli resteranno quotidiani. Oggi anche l'arrivo del commissario per le acque Fabio Fatuzzo per un nuovo sopralluogo. Al centro delle verifiche il sistema di regimentazione delle acque, uno snodo decisivo per prevenire nuovi smottamenti, perché a Niscemi l'emergenza sembra ormai alle spalle, ma la prudenza resta alta. Il territorio in Sicilia è sempre più fragile, allicata per mareggiate ed erosione. A Mollarella la spiaggia si spacca in 2, mentre alla Playa si attende l'avvio dei lavori per i frangiflutti già finanziati. I residenti e operatori lanciano l'allarme. In questo servizio Davide Sarto. Tra erosione e mareggiate, la costa di Licata continua a perdere pezzi. A Mollarella le immagini parlano chiaro. La spiaggia è spaccata in 2. Un evidente dislivello separa la battigia dall'area che conduce alle strutture ricettive, colpa delle forti piogge invernali e delle mareggiate che nell'ultimo mese e mezzo hanno colpito duramente il litorale. Cresce la preoccupazione tra i titolari di stabilimenti e ristoratori che temono ripercussioni in vista della stagione estiva. Anche alla Playa di Licata la situazione è critica, l'erosione avanza e il mare guadagna terreno. Dal 1980 ad oggi il mare ha eroso centinaia e centinaia di metri di costa. Case costruite negli anni 80 a una distanza di 500 metri adesso si ritrovano a poche decine di metri dalla battigia. È importante chiarirlo, non sono fabbricati costruiti sulla spiaggia ed inoltre in quei fabbricati vivono famiglie che hanno cresciuto i propri figli, festeggiato compleanni e costruito ricordi e adesso vivono con l'ansia che una mareggiata possa portare via non solo l'appartamento ma anche la storia della propria vita. Per la Playa sono stati stanziati 4 milioni di euro per la collocazione dei frangiflutti. Ora si attende l'avvio dei lavori. I residenti chiedono tempi certi. E adesso andiamo a Palermo. Picchiato e frustato davanti ai familiari perché doveva abbandonare un alloggio popolare al Zen 2. Una famiglia cingalese è rimasta vittima nel mirino del racket delle case popolari. Ci racconta tutto Marco Gullà.
frustato, vessato, umiliato per costringerlo ad abbandonare la casa popolare allo Zen 2 che gli era stata assegnata legalmente. Nel mirino è finito un uomo dello Sri Lanka arrivato da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli e che vive in un appartamento assegnato regolarmente. La mafia, che vuole continuare a controllare l'assegnazione abusiva degli alloggi popolari nel quartiere, lo minaccia fino a picchiarlo selvaggiamente davanti alla sua famiglia. Il cingalese, che lavora come collaboratore domestico presso alcune famiglie, aveva deciso di resistere, una scelta che ha innescato la spedizione punitiva. Te ne devi andare o ti ammazziamo, le minacce verso l'uomo. Poi, al rifiuto del cingalese, è partita la missione di violenza con calci, pugni e colpi di cintura. Tutto davanti alla moglie e ai figli in lacrime che gridavano basta. Questo episodio ci fa capire come il caso del racket delle occupazioni abusive non sia una questione isolata, ma sia una questione sistemica che insiste nei quartieri di edilizia popolari e rispetto ai quali la nostra amministrazione sta potenziando la vigilanza e il raccordo con la prefettura e con le forze dell'ordine per garantire che lo Stato di diritto possa affermarsi, laddove prima c'era soltanto sopraffazione e violenza. Adesso torniamo a Catania perché è in corso una rivolta nel carcere di Piazza Lanza, distrutto il reparto di isolamento, ore di tensione altissima nel penitenziario. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. La situazione è tornata sotto controllo dopo l'intervento del comandante di reparto e del direttore della struttura carceraria, ma sono stati momenti di altissima tensione alla casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, dove 3 detenuti durante una violenta rivolta erano riusciti a prendere il controllo della sezione isolamento, scatenando una furia distruttiva che ha reso necessario l'arretramento tattico degli agenti presenti per evitare il peggio, mentre fuori dalla struttura si schieravano pattuglie e camionette della questura. Nonostante l'ordine sia stato ristabilito, il bilancio materiale è pesante, la sezione isolamento appare completamente distrutta e inagibile, denuncia il Consipe, la Confederazione dei Sindacati Penitenziari, che sottolinea le difficili condizioni di lavoro degli agenti penitenziari stremati, dicono, da turni di lavoro interminabili. Questa è l'ennesima prova che il sistema penitenziario è fallito e comunque va riformato. Ieri sera un gruppo di detenuti addirittura è riuscito non solo a distruggere un'intera sezione detentiva, ma è anche è arrivata a salire sopra i tetti. Quello che chiediamo è il potere legislativo regionale e anche nazionale, che comunque è di salvaguardare quello che è il lavoro e la presenza dei poliziotti penitenziari all'interno delle carceri. Lo ricordiamo proprio nel carcere di Piazza Lanza, la situazione è sotto controllo, ma rimane comunque la protesta dei detenuti che potrebbero esagitare i toni in qualsiasi momento, quindi terremo conto di questa situazione, ovviamente vi terremo informati attraverso i nostri notiziari. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo del Festival di Sanremo, cala il sipario che ha visto nella kermesse di quest'anno, la 76esima, il trionfo di Sal Da Vinci, generoso sul palco e tra la gente, fino appunto alla vittoria che segna un punto di svolta nella sua carriera. Il servizio delle nostre inviate Roberta Lunghi e Emanuela Corsi. Tanto ti abbiamo visto ballare pure con una signora in prima fila. Che bello quel momento, spero che io non gli abbia rovinato la serata, perché l'ho vista all'inizio un po' imbarazzata. E questa è stata una settimana intensa anche per le nostre emittenti che hanno seguito il Festival di Sanremo con la rubrica Voci da Sanremo, anche commentato la kermesse dal divano del nostro loft creativo con il podcast Siamo Sanremo, che ha mescolato tradizione e innovazione coinvolgendo giovani, influencer, creativi digitali e volti noti della TV. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Il Festival di Sanremo, si sa, è un rito collettivo che ai tempi dell'algoritmo trova nuova linfa grazie alle logiche della condivisione, dal Fanta Sanremo all'esplosione dei meme fino ai divani che si trasformano in salotti televisivi, anzi social, perché è lì che crescono di repost in repost. E anche Antenna Sicilia gioca a Fanta Sanremo con il podcast sul divano trasmesso dal loft creativo di Sicilia Web. Lo fa dal salotto di Sì Amo Sanremo, che è un salotto pensato per creare aggregazione.
nel mondo di Antenna Sicilia e Telecolor vogliamo coinvolgere anche i giovani. I giovani ormai seguono Sanremo attraverso i social. 5 serate di commenti, analisi, voti tormentoni in compagnia di volti noti della TV siciliana come Salvo La Rosa con la sua storia legata al festival e a Pippo Baudo, ma anche di giovani influencer, content creator, musicisti, ospiti internazionali. Abbiamo scoperto che molti di loro non l'avevano mai visto, abbiamo riso, scherzato insieme, quindi abbiamo capito che Sanremo alla fine è diventato un momento di aggregazione, quindi un momento per stare insieme e commentare insieme poi quello che sono i cantanti. Nel frattempo anche voi avete contribuito ad alimentare i meme su Sanremo. Assolutamente sì, ma perché Sanremo è Sanremo, ma è super memabile. Cecchila! Sanremo per Antenna Sicilia e Telecolor è stato anche Voci da Sanremo, 6 giorni di dirette dalla Città dei Fiori con interviste e contributi dei nostri inviati Roberta Lunghi, Emanuela Corsi e la collaborazione di Veronica Barbarino. Abbiamo portato nelle case dei siciliani non solo gli artisti in gara, ma anche personaggi che hanno animato la settimana del festival. Cambiamo ancora argomento perché oggi è domenica, insomma, molto spesso si fa ricorso ai dolci per allietare la tavola, allora si sono sfidati a colpi di dessert a Sicilia Fiera, a Mister Bianco, nella 7ª edizione del concorso Premi Prodotti Dolciari, promosso dalla Fondazione Cavaliere Condorelli, tanti artisti della cucina. Il servizio di Orazio Longo. Il taglio del dessert, poi l'assaggio, momenti chiave del concorso Prodotti Dolciari organizzato dalla Fondazione Cavaliere Francesco Condorelli, è giunto alla 7ª edizione svoltasi a Sicilia Fiere, a Mister Bianco in provincia di Catania. A sfidarsi a colpi di ricette e fantasia pasticceri professionisti e apprendisti, aiutanti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni e che svolgono la loro attività in Sicilia. È una rivisitazione della pasticceria tradizionale, difatti l'oggetto del concorso odierno è una pièce, sono delle monoporzioni, ma che devono essere realizzate con prodotti tipici regionali, quindi una rivisitazione della pasticceria siciliana ma con prodotti e materie prime siciliane. Nella giuria anche il campione del mondo 2021 di pasticceria Andrea Restuccia e il presidente nazionale Compait Angelo Musolino. Le iniziative importanti sui territori è quello di valorizzare naturalmente sia i giovani ma nello stesso tempo anche le materie prime che si trovano sul territorio. Il concorso si è svolto attraverso una prova a tema libero con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio siciliano. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di sport, di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo con la Serie B, con il Palermo che oggi all'Adriatico sfida il Pescara, il tecnico Inzaghi dice siamo forti, dobbiamo continuare sulla strada già tracciata, ma niente cali di tensione, il servizio di Marco Gullà. Come dico sempre, noi siamo il Palermo, sappiamo che il destino è nelle nostre mani e chiaramente per vincere ci vorrà il miglior Palermo. Il miglior Palermo per sbancare l'Adriatico e approfittare del pareggio del Venezia a Bolzano. I rosanero, se dovessero vincere oggi pomeriggio contro il Pescara, arriverebbero a 3 punti dalla coppia di testa Monza e Venezia. Insomma, un altro passo avanti verso la promozione diretta. Il Pescara però all'ultima spiaggia, la formazione di Gorgone, ultima in classifica, ha un solo risultato da centrare se vorrà alimentare la speranza salvezza. Un altro esame importante, però insomma siamo pronti, sappiamo le difficoltà della partita, come tutti in Serie B ci ripetiamo ogni conferenza. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, per vincere ci vorrà il miglior Palermo, ma insomma la squadra da questo punto di vista non mi è mai deluso e mi auguro che abbia capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate. In difesa Peda viaggia verso una nuova maglia da titolare sul centro-destra, Bani non è al meglio, potrebbe toccare a Magnani. Jonsen sulla tre quarti sorpassa l'Eduaron, Palumbo e poi Ampalo sono i punti fermi che completano il reparto offensivo. Fischio di inizio alle 15, trasferta vietata per i tifosi rosanero residenti in Sicilia. Beh, questo ci dispiace, io mi ripeterò sempre, non esiste calcio senza i tifosi, è chiaro che noi li avremmo voluti tutti al nostro fianco perché sono tifosi nostri che fanno la differenza, però cercheremo di mettere il cuore oltre l'ostacolo per regalargli una grande partita.
E adesso andiamo in Serie C, dove per il Catania inizia oggi un ciclo di gare che può decidere la stagione. Si comincia con la sfida alla Salernitana, la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor, il servizio di Tonino De Manna. Lasciare il segno come persona, come professionista, come squadra e come gruppo. Questo ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Ed il primo obiettivo è vincere a Salerno, per poi giocarsi tutto, quasi, nel big match di giovedì contro il Benevento, attuale capolista del campionato. Si decide forse in queste due gare il futuro del Catania, che alla Reghi, senza il supporto dei tifosi, non può e non deve fare calcoli al cospetto di una squadra reduce dal cambio di allenatore. In panchina ci sarà Serse Cosmi, che sa già di andare ai playoff e quindi sfrutterà questi mesi per prepararli al meglio. Dal canto suo il Catania è ad un bivio, sa di non poter sbagliare, altrimenti l'unica possibilità anche per lei per andare in Serie B sarà quella dei playoff. Parola al campo, pochi dubbi in difesa per Toscano, con Gherardi che potrebbe partire dall'inizio, a centrocampo i soliti interpreti con Di Noia che può insidiare Corbari, in attacco il ballottaggio è Lunetta Rolfini, out forte per un problema muscolare. Dicevamo, trasferta a Campana vietata ai residenti in Sicilia, in compenso si potrà vedere la partita comodamente sul divano. Salernitana a Catania andrà in onda infatti su Telecolor in esclusiva ed in chiaro. Un'ora prima del fischio d'inizio il via di Diretta Stadio in versione maxi, con i collegamenti dalla Reghi, la telecronaca e le interviste in anteprima. Appuntamento alle 13:30 per la diretta, alle 14:30 per la gara. Sconfitta casalinga ieri per il Trapani, superato per 2-0 dall'Atalanta Under 23. Il 9 marzo l'udienza per l'esclusione dei Granata dal campionato. Il servizio di Sergio Colosi. Il Trapani frena, sembra in caduta libera, 5 KO in 6 giornate, con un futuro ancora più nero. Lo 0-2 al provinciale contro l'Atalanta Under 23 allontana il traguardo della salvezza. I Granata nel secondo turno casalingo consecutivo non hanno ripetuto la prestazione della settimana scorsa con la Cavese. Ospiti in vantaggio al minuto 28 con un sinistro vincente di Manzoni servito da Ghislandi. Trapani generoso ma si va a riposo sotto di un gol. Nella ripresa la squadra di Aronica spinge, crea situazioni favorevoli, ma rischia anche il doppio svantaggio che si materializza al 36esimo con l'opportunismo di Sissé. Quasi sold out la gradinata con i biglietti messi in vendita a 10 centesimi. Poche decine invece gli spettatori in curva nord, con i tifosi che hanno contestato la società fuori dallo stadio. Il clima rimane caldo. Giovedì prossimo trasferta complicata a Cerignola, ma nell'udienza del 9 marzo il Trapani potrebbe essere escluso dalla Serie C. Su questa notizia finisce questa edizione del nostro TG Sicilia, dunque non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e ricordarvi che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.